Ci troviamo qui oggi per presentare alla stampa e a tutti i cittadini la 19ª giornata nazionale della colletta alimentare. Per noi è un evento molto importante perché è il momento in cui incontriamo tutti i cittadini che vogliono fare la spesa, che vogliono aiutare il prossimo e che vogliono condividere insieme a noi quello che tutti i giorni facciamo, cioè aiutare i poveri attraverso gli alimenti. Per noi questo momento quest'anno assume un'importanza molto particolare perché l'ultimo 3 ottobre siamo stati ricevuti in udienza dal Santo Padre, il quale ci ha esortato a continuare in questa nostra azione di aiuto ai più deboli e soprattutto ci ha ricordato che tutti, anche i poveri, sono persone e non numeri, e quindi noi quest'anno vogliamo incontrare tutti tenendo conto di questo importante fatto, che tutti siamo persone, che tutti possiamo fare qualcosa e, come diceva lui, ognuno di noi può fare un piccolo miracolo, può aiutare chi è più prossimo a lui, può aiutare chi appunto adesso è in difficoltà. E quindi noi quest'anno siamo proprio contentissimi di rilanciare questo nuovo evento, che tra l'altro ha superato adesso la maggiore età, siamo al 19° anno, e vogliamo farlo insieme a tutti i 3.000 volontari che saranno presenti nella provincia di Catania, che opereranno nei più di 230 supermercati, chiedendo appunto qualcosa per chi ha bisogno.